Questa è un'iniziativa che punta ancora una volta sulla sensibilizzazione, evidentemente nei confronti dei nostri ragazzi che sono delle spugne in questo momento, per usare proprio un termine marinaro. Ma, forse è pesante dirlo, ma il fallimento degli adulti, perché abbiamo la grande responsabilità di avere trasportato il pianeta in un momento difficile. Oggi vede i giovani al centro di un rilancio della condizione ambientale che non significa più solo tutela, ma significa uno sviluppo sostenibile sia dell'economia, nella tutela dell'ambiente e nel rispetto di una società civile. Sono proprio i ragazzi, quindi i loro insegnanti, ad avere il ruolo determinante nel poter cambiare la rotta di un paese che, lo sappiamo, lo vediamo, non sta più bene. Questa iniziativa voluta da Mare Vivo, ma voluta negli anni, perché si inserisce insieme a una grande quantità di iniziative che vogliono raggiungere i ragazzi, lavora proprio in questa direzione: poter dare quelle basi ai giovani per poter muoversi in una maniera sostenibile. Ma questo non deve essere fatto in una maniera didattica, didascalica, ma deve essere visto come gioco, come coinvolgimento, fare diventare i giovani una parte attiva in questo. Oggi non vogliamo lamentarci, come abbiamo sempre fatto con i giovani, parlando di un paese inquinato, di risorse a mare depredate, di problemi molto grandi, di rifiuti e di plastiche, ma vogliamo cominciare a raccontare la bellezza di un mare splendido che poi Sciacca ha in maniera eccellente. Abbiamo sviluppato negli anni scorsi, proprio io ne ero il responsabile, ricerca sui banchi dello Stretto di Sicilia, tra cui il Banco Gram, in cui sorge Ferdinandea, ricca di una biodiversità spettacolare, per la quale l'Italia vuole realizzare un'area marina protetta, l'UNESCO realizzarne un patrimonio dell'umanità e un sito di protezione dell'ambiente da parte dell'Unione Europea. Questa biodiversità incredibile va raccontata, perché i giovani vanno educati al bello, non al brutto. Poi ovviamente spiegargli che tutto ciò può essere distrutto anche da una cicca di sigarette buttata per la strada, da un sacchetto buttato a mare o una bottiglia di birra non messa in un giusto contenitore. Cosa significa per Mare Vivo questa partnership con il GALP? Diciamo che Mare Vivo è presente all'interno del ex GAC e poi FLAG, adesso GALP, proprio sin dalla Costituzione. Pensiamo di essere stato in qualche modo una sorta di valore aggiunto della coalizione nata ormai nel 2015. Diciamo che abbiamo affrontato in questo decennio parecchie attività, parecchie campagne, sia direttamente come associazione, sia con il coinvolgimento adesso il Galpesca. Nella fattispecie oggi andiamo a presentare un progetto che prevede il coinvolgimento di tutti gli istituti comprensivi esistenti nel territorio, che va compreso da Campobello di Mazara e Porto Empedocle. Saranno centinaia e centinaia gli studenti coinvolti in due progetti diversi. L'obiettivo qual è? È sempre lo stesso: cercare di sensibilizzare la nuova generazione a mantenere un pianeta pulito. Ci occupiamo soprattutto di mare, ma quando parliamo di pianeta pulito parliamo anche di pesca sostenibile, parliamo anche di abituare appunto la nuova generazione ad evitare gli errori che noi adulti purtroppo abbiamo commesso e continuiamo a commettere. Quindi diciamo sempre che noi adulti abbiamo veramente fatto un grandissimo danno a questo pianeta, però abbiamo l'obbligo di aiutare la nuova generazione e le aiutiamo attraverso queste campagne, attraverso queste azioni, facendo sì che loro possano diventare non come noi veramente tra virgolette dei delinquenti, perché abbiamo distrutto il pianeta. Speriamo invece loro di farli diventare proprio dei guardiani del pianeta. Nella fattispecie vorremmo farli diventare dei guardiani della costa, la costa del Galpesca, che va appunto, dicevamo, da Campobello di Mazara fino a Porto Empedocle, e Sciacca si trova al centro. Ingegnere, l'importanza di questo rapporto tra il GALP e Mare Vivo? Sì, no, perché noi vogliamo coinvolgere nuove generazioni sia per, diciamo, salvaguardare il nostro territorio, sia per valorizzare il prodotto ittico, e quindi Mare Vivo, che è un'associazione ambientalista che conosce bene il nostro territorio,
che va, come sapete, da Campobello di Mazara a Porto Empedocle e ci consentirà di coinvolgere le scuole elementari e medie in questo progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale e alimentare, che ha l'obiettivo appunto di coinvolgere nuove generazioni nella salvaguardia nel nostro territorio e far conoscere alle nuove generazioni le qualità organolettiche del nostro prodotto. Anche perché i ragazzi, i bambini, gli adolescenti in questa fase sono quelli che possono apprendere meglio di altri. Sicuramente possono recepire, diciamo, e migliorare la situazione attuale, che chiaramente con il cambiamento climatico ha creato una serie di difficoltà. Purtroppo, diciamo, noi ormai abbiamo delle abitudini che è difficile sradicare, invece se noi in questa maniera riusciamo a focalizzare i nostri interventi sulle nuove generazioni, sicuramente apporteremo delle migliorie al nostro territorio. Assessore Sciacca è il comune capofila di questo GALP, che importanza attribuisce anche al valore educativo di questa partnership tra il GALP e Mare Vivo? Sciacca è il comune capofila di un GALP che è uno dei migliori in Sicilia, questo è stato certificato più volte dalla regione siciliana, quindi dobbiamo essere orgogliosi di avere questa eccellenza. Per quanto riguarda la partnership con Mare Vivo è fondamentale, perché viviamo in un'epoca storica in cui il nostro pescato, la nostra risorsa marina sta subendo dei gravi danni dovuti al calore del pescato, danni dovuti all'inquinamento, e quindi naturalmente la funzione educativa di Mare Vivo, che è un partner certificato a livello nazionale, è di fondamentale importanza. Comandante, che valore attribuisce alle campagne di sensibilizzazione che riguardano soprattutto i ragazzi in favore della tutela della biodiversità marina? Si tratta di iniziative assolutamente apprezzabili, alle quali devo dire partecipo sempre molto volentieri, in particolare quando sono coinvolti i ragazzi delle scuole, perché come ho sempre ribadito operare per l'ambiente, ciascuno per le proprie competenze, è fondamentale, però è altrettanto fondamentale, se non più importante, creare una rete sinergica tra istituzioni, associazioni, volontariato, per far sì che nasca una vera coscienza ambientalista che coinvolga a 360 gradi tutta la società, perché solo così le singole azioni, seppur sinergiche, possono raggiungere un risultato efficace ed importante.